Amici appassionati del calcio under di Lega Nazionale Dilettanti, benvenuti allo stadio comunale di Sanremo. È tutto pronto per la finale terzo-quarto posto del trofeo nazionale Coppa delle Alpi 2026 Memorial Antonio Sonno. Si apre il sipario sulla sfida che vedrà opporsi la rappresentativa di Trento e quella del Veneto, che sono arrivate a questo appuntamento finale dopo aver ben figurato nei rispettivi gironi. Come detto, vi ricordiamo quello che è il format, che prevede un duello fra le quarte, le terze, le seconde e le prime nel corso di questa mattinata. Il primo dei due appuntamenti che ci coinvolgeranno qui al Comunale in questa mattinata è quello tra le due formazioni che si sono qualificate al secondo posto nei rispettivi gironi. Il Trento nel girone A, il Veneto nel girone B, entrambe hanno ottenuto 4 punti. E adesso è tutto pronto per cominciare, squadre allineate al centro del campo. Andiamo rapidamente a dare un'occhiata alle due formazioni, partendo da Trento, che schiera in porta Bortolameotti, difesa 4 composta da Amatai, Murara, Paris e Gamberoni, con a centrocampo De Rosa e Fioriello, ad agire ai lati del play José Conci. In attacco spazio alla fantasia sugli esterni di Oxa sulla destra, Bagozzi sulla sinistra, e in attacco in maglia numero 9 il ruolo di terminale offensivo sarà ricoperto da Raúl Diaz. Per quanto riguarda invece il Veneto, in tenuta blu, mentre Trento lo vedete in tenuta bianca, che adesso procede a salutare la panchina avversaria. Dicevamo Cordioli in porta per quanto riguarda il Veneto, 4 in difesa con Luboia terzino destro, Martini e capitano Rasuani i centrali di difesa, Mazzoni il terzino sinistro. Spazio poi in mezzo al campo per la coppia composta da Esposito e Soriente. De Giorgio e Merlo saranno i due esterni alti nel 4-4-2 scelto quest'oggi dal commissario tecnico Loris Parise. Spazio in attacco per la coppia composta da Deisvaldi e Belluco. E allora abbiamo presentato i protagonisti in campo, abbiamo fatto una piccola panoramica di quella che è la situazione che ha condotto le due squadre a giocarsi questa finale terzo-quarto posto, torneo che è cominciato nella giornata di venerdì 29 maggio. Adesso si fa sul serio, siamo pronti a cominciare con lo spettacolo della finale terzo-quarto posto. Primo giro al pallone che verrà dato dalla rappresentativa di Trento. Sono caricate le due squadre e adesso ci sono gli ultimi check da parte dell'arbitro. Fischia adesso il direttore di gara. È cominciata Trento-Veneto, finale terzo-quarto posto. La parola passa al campo. Primo possesso, come detto, da parte della squadra di Trento, che cerca subito di gestire negli spazi con il movimento da parte di Fioriello, che tenta di girarsi, non trova spazio. Poi il numero 8 della squadra trentina, De Rosa, che però viene atterrato, e allora primo calcio di punizione dopo soli 25 secondi in favore della formazione quest'oggi in casa da calendario, la squadra trentina. E sembra essere proprio Davide De Rosa sul punto di battuta. C'è anche con la maglia numero 11 Carl Gamberoni. Duplice scelta per quanto riguarda Trento, mentre dall'altra parte Cordioli va a disporre una barriera composta da 3 uomini. E allora seguiamo insieme la modalità esecutiva di questo piazzato. Solamente al primo minuto fischia l'arbitro, la rincorsa, pallone che gira e non si abbassa a sufficienza. Buona però l'esecuzione da parte del numero 10 di Trento, Gioele Fioriello, il capitano di questa formazione. Primo squillo scagliato dal Trento dopo solamente un minuto di gioco. Subito divertente questa gara, e allora siamo pronti a divertirci. Dall'altra parte verticalizza Luboia, non trova compagni, pallone facile preda di Lorenzo Bortolameotti. Che poi dà un'occhiata all'orizzonte, aspetta il movimento dei compagni, adesso va al rinvio col destro. Pallone che trova in maniera precisa Denis Oxa, non riesce a governare il pallone il numero 14. Tentativo di rilancio in avanti da parte di Esposito. Pallone che viene controllato adesso da Oxa, che ha un po' di spazio per girarsi. Appoggio con l'esterno del piede. Può controllare dall'altra parte senza problemi Esposito, che verticalizza. Attenzione al movimento di Belluco.
mentre vedete che iniziano a fare capolino sullo sfondo delle riprese curate da Andrea Lisetti, le squadre che si giocheranno la finalissima per il primo posto in questo torneo a partire dalle ore 11, lo ricordiamo, il secondo appuntamento di giornata qui dal Comunale. E nel frattempo gioca ancora il Veneto con Belluco che ha già allargato in direzione di De Giorgio, cerca spazio per il cross, pallone che filtra, viene messo via. Il palleggio da parte di Fioriello che si esibisce in un doppio tocco, in qualche modo prova a uscire Trento, c'è Luboia che dà supporto all'azione, conclusione rimpallata. E allora c'è del lavoro da svolgere per il numero 14 Martini, ancora Luboia, subito acceso il numero 13 nella formazione veneta, pronto a spingere sulla corsia di destra, l'abbiamo già visto diverse volte in questi primi 3 minuti. Ricordiamo anche per tutti gli spettatori all'ascolto che si tratta di 2 tempi da 30 minuti a livello di tempi regolamentari, poi spazio per eventuali supplementari da 10 minuti l'uno e poi la lotteria dei calci di rigore in caso di contesa ancora aperta dopo questi 80 minuti complessivi, diciamo, ma si parte con 30 minuti a frazione e allora se n'è andato un decimo del primo tempo. Ci prova anche il Veneto a rispondere alla punizione di Trento, il cross di Luboia verso la porta, nessun problema per Bortolomeotti nonostante il sole, presa sicura del numero 1 trentino. Spallata ai limiti della regolarità da parte di Andrea Martini, ruvido ma corretto l'intervento del centrale difensivo del Veneto, la rimessa sarà per la formazione in maglia blu. Tentativo di colpo di testa di Belluco che prolunga a cercare dei svaldi e qui non si chiude questa trama, può ripartire da capo però il Veneto, ha un po' di spazio, lo prende tutto proprio con Martini dedito alla fase di impostazione. Luboia si accentra, verticalizza, buono l'anticipo da parte di Murara. Attenzione alla velocità di Oxa che prova a ingaggiare un duello tutto sulla rapidità con il numero 19 avversario Osama Rasuani, che adesso procede al rilancio. C'è tanto spazio come vedete in mezzo al campo, squadre subito allungate, spettacolo subito ad alto livello sin dai primi minuti. Bortolomeotti se la cava con l'esterno, giocata quasi da centrocampista per questo portiere che milita nella società Stivo nella propria regione e che sta ben figurando in questo trofeo nazionale Coppa delle Alpi. Tentativo di ripartenza da parte Trento con il lancio profondo, cercare Diaz, si impegna il numero 9, ha vita facile nel rilancio anche se qui viene colpito proprio Diaz e ci potrebbe essere spazio allora per la ripartenza da parte di Bagozzi. Poi conclusione forte, rimpallata, richiesta di un fallo di mano che c'è, calcio di rigore per Trento sul tiro da parte di De Rosa. C'è stata una deviazione con il braccio, anche se dato il posizionamento del direttore di gara appena fuori dall'area di rigore, di conseguenza indicava un calcio di punizione dalla lunetta dell'area di rigore. Subito c'è ingannato il posizionamento del braccio dell'arbitro che sembrava indicare un penalty e invece fallo che c'è su questa conclusione forte da parte di Davide De Rosa, ma si ripartirà da calcio di punizione. E qui attenzione perché il numero 10 trentino Gioele Fioriello ha già dimostrato di avere il destro caldo in questa partita. Punizione dopo un solo minuto che è andata vicino all'angolino alla sinistra di Samuele Cordioli. E adesso la rincorsa sua ma anche di Carl Gamberoni col mancino. Ultime indicazioni anche da parte del direttore di gara che vuole tutti alla corretta distanza. Adesso fischia, Fioriello calcia, questa volta c'è la deviazione del muro eretto dal Veneto, semplice calcio d'angolo, il primo di questa partita in favore della squadra trentina. Ed è proprio Fioriello con personalità, con intraprendenza ad andarsi a prendere la possibilità di andare a calciare. Partono tutte dal suo destro le traiettorie velenose per Trento. Ecco il cross, una deviazione, prova a salvare Giovanni Esposito, non ci riesce, nuovo calcio d'angolo. Indicazioni da parte dell'allenatore del Veneto, Loris Parise, che
vuole organizzare le marcature dei suoi. Gioca Trento nel frattempo con Fioriello, pallone che gira verso la porta. Cordioli non ha problemi nel controllo. Luboia prova a orientare il gioco in avanti, un po' di spazio, si muovono Belluco e De Isvaldi. Prima c'è il movimento da parte di Riccardo Merlo che poi verticalizza nel vuoto, pallone troppo lungo per Gabriel Belluco, giocatore della Scaligeri Academy, e prova a ridisporsi allora il Veneto in attesa delle contromosse. Trento che però non fa molta strada su questo tentativo di apertura da parte di José Conci, pallone leggermente arretrato per Carl Gamberoni. De Isvaldi si gira bene, poi tentativo di apertura da questa parte dove si muove De Giorgio, un po' isolato, 2 maglie bianche su di lui, preferisce tornare sui suoi passi. Mazzoni con il cross, 2 deviazioni, può ragionare Conci. Movimento da parte di Bagozzi che si accentra, poi Fioriello prova a mettere il pallone sulla corsa del numero 14 Oxa. Non arriva in tempo Denis Oxa, rimessa laterale per il Veneto. Subito ritmi alti in questa mattinata di grande calcio giovanile che seguiremo insieme al trofeo Coppa delle Alpi Memorial Antonio Sonno. Subito effervescente questa partita fra 2 squadre che non stanno a guardare ma provano subito a proporre calcio. Murara, il tocco con l'appoggio laterale per Amatai, che qui viene preso in controtempo dall'appoggio da parte di De Rosa. Dall'altra parte gestione da parte di Soriente che ha cercato di andare direttamente a innescare le punte. Vedete l'atteggiamento del Veneto che tiene gli attaccanti piuttosto stretti, ravvicinati l'uno con l'altro. Si tratta di De Isvaldi e Belluco. E Trento che invece ha già dato dimostrazione, oltre che dai calci piazzati, di potersi fare vedere con la velocità, la fantasia delle proprie ali nel 4-3-3, sistema di gioco scelto dall'allenatore Riccardo Scarpa per provare a impensierire il Veneto. Qui rilancio fuori misura da parte di Rasuani che chiede scusa al compagno, aveva cercato l'apertura in direzione di De Giorgio. E adesso tante idee in campo, qualcuna non si concretizza dal punto di vista pratico, però è bello vedere giocatori così giovani, squadre organizzate che provano a fare calcio, a proporre offensivamente e a tirare fuori tutta la propria qualità. Belluco amministra il pallone e va all'indietro. Merlo attende la salita dei compagni, prova a tornare da Belluco, c'è un'opposizione da parte di Gamberoni. Ancora Merlo, surplus, cerca di andarsene con un numero, il campo finisce, duello acceso con Gamberoni, vinto un rimpallo da parte dell'attaccante del Veneto. Poi attenzione a questa respinta, Soriento calcia e qui c'è la parata in 2 tempi da parte di Bortolameotti a dire di no sulla conclusione di Samuele Soriente, che è arrivato bene con una buona gamba, qui ha calciato forte, non è riuscito però a impensierire il portiere avversario. Conci in cabina di regia, prova ad aprire in direzione di Diaz, bello il tocco del 9 che libera Oxa da questa parte, in mezzo c'è Bagozzi, prova a sgasare in area di rigore Oxa, costretto poi a tornare sui suoi passi, in qualche modo lo argina alla difesa del Veneto. Rasuani prova a sbrigare la pratica qui sulla pressione ancora di Oxa, alla fine esce vincitore da questa situazione con una rimessa dal fondo. E prova a fraseggiare dal basso il Veneto che qui rischia qualcosina sulla impostazione da parte di Martini, che adesso va ancora a toccare 2 volte. Conci, distanza siderale ma ci prova comunque, pallone che rimbalza, prende velocità ma non sorprende Cordioli. E anche in questi casi, vedete quello che vi dicevo qualche minuto fa, come le 2 squadre non stiano a speculare troppo, vanno al tiro, propongono e cercano di portarsi subito in avanti in questa finale per mettere le mani su un prestigioso 3° posto in questa prima edizione di questo torneo giovanile che, come detto, è una vetrina interessante per tanti giovani talenti delle rappresentative regionali. Abbiamo visto coinvolte non solamente Trento, Veneto e Bolzano e Friuli, che saranno le squadre coinvolte nell'altra finale,
presenti anche Liguria, Sardegna e Piemonte, oltre alla Lombardia. Qui battuta arcuata sul secondo palo, non ci sono state deviazioni, anche se inizialmente i giocatori in maglia blu chiedevano un tocco. Trento che può ripartire con un rinvio da fondo campo, con Bortolameotti che scruta l'orizzonte, adesso deciderà chi scaricare. Si offre Conci, pallone scottante sulla pressione di Soriente, allora attenzione, ancora il 20 calcia, stavolta la deviazione c'è da parte di Conci. Anzi no, si tratta di rimessa dal fondo, anche in questa circostanza. Bravo Samuele Soriente però ad andare a pressare fino a dove è possibile il playmaker avversario di Trento e a rubare il pallone in una zona calda. Poteva correre rischi maggiori la squadra in tenuta bianca. Attenzione a questo rilancio che colpisce Deisvaldi e allora può correre verso la porta lotto. Grande chiusura da parte di Gamberoni. Tocco da parte di De Giorgio sul tentativo di ripartenza da parte di Federico Paris. Rimessa laterale guadagnata da Trento e bella giocata difensiva con questa diagonale da parte di Paris. Deisvaldi cerca di governare il pallone, Rasuani di testa, adesso si lotta in mezzo al campo. Fioriello prova a mettere ordine, non ci riesce perché l'intensità è molto alta, non c'è tempo né spazio per ragionare palla al piede. Adesso Diaz a svolgere il compito da numero 9, attendere la salita dei compagni. Poi bel pallone per il movimento di Fioriello, chiude puntualmente il numero 15 Veneto, Mazzoni. Conci sempre con personalità a offrirsi, a farsi vedere per farsi dare il pallone. Tentativo di cross parte di Bagozzi, che in questo momento stavamo vedendo in una corsia opposta a quella solitamente di sua competenza, quella di esterno alto a sinistra. Giocatore abile a svariare su tutto il fronte d'attacco. La gestione con calma da parte di Davide De Giorgio, che va a collaborare con i compagni in posizione bassa per l'esterno mancino del Veneto. Cerca di muoversi in ampiezza la squadra di Parise da una parte all'altra. Qui c'è un buon intervento di Bagozzi che scippa il pallone a Luboia. Fioriello in cabina di regia, scarico per De Rosa, apertura. Ancora Luboia che, come detto, ha iniziato bene questa partita con buona intensità. Occhio al lancio per Belluco che si muove sul filo del fuorigioco. Belluco può presentarsi al tiro. Belluco calcia verso la porta, si sporca i guantoni. Bortolameotti, bella parata che strappa gli applausi del pubblico presente al comunale. Calcio d'angolo per il Veneto. Bella trama qui con un lancio panoramico che ha pescato l'ottimo movimento da parte di Gabriel Belluco, giocatore che ci ha dimostrato tutta la sua bravura nel muoversi da centravanti vero sul filo del fuorigioco in posizione regolare. Poi ha calciato forte sul primo palo e lì aspettava questo pallone Bortolameotti. Ora opportunità la prima di questa partita da calcio d'angolo per il Veneto, con tanti saltatori che si muovono a centro area. Ecco il cross che arriva a cercare Rasuani che incorna, una deviazione traversa e alla fine non servono altri tocchi. Si ripartirà ancora da calcio d'angolo, vicino al gol del vantaggio il Veneto con il suo capitano. Si riparte ancora con lo stesso pacchetto di saltatori a centro area. Cross ancora a cercare Rasuani, questa volta anticipato sulla respinta. Prova ad arrivare Martini, cerca di coordinarsi. Nuovo calcio d'angolo e allora adesso ne sta collezionando una serie il Veneto per provare a portarsi sull'1-0. Ed è sempre Samuele Soriente ad andare a collocare questo pallone in area col suo destro. Qui traiettoria a rientrare verso la porta. Ecco qui il pallone che gira, a cercare deviazioni vicino Deisvaldi alla deviazione decisiva. Questa volta però non ci sono tocchi da parte dei difensori trentini. Si ripartirà dunque con una semplice rimessa dal fondo.
e decide, come da suoi principi soliti, da come stiamo vedendo comportarsi la squadra in questo torneo, di fraseggiare dal basso, di non lanciare via il pallone. Trento decide di ripartire fraseggiando dal basso, scambiando il pallone, ripartendo con una ragnatela di passaggi, come in questo caso. Murara dà un'occhiata in avanti, decide poi di progredire, palla al piede. Nel traffico se la cava Conci, giocatore abituato a giocare sotto pressione in una zona calda come quella della mediana davanti alla difesa. «18 minuti di partita molto piacevole nella splendida cornice dello stadio comunale di Sanremo, casa della Sanremese che milita nel campionato di Serie D, realtà importante nel panorama calcistico regionale, una piazza ricca di storia, di tradizione, di fascino calcistico, che qui, ovviamente in collaborazione con altri impianti, altri comuni, che ringraziamo per la collaborazione, ha dato vita sicuramente a un torneo davvero di alto livello, con impianti di primo piano che aumentano la godibilità, lo spettacolo in campo. Ovviamente cornice d'eccezione per queste finali, come detto, impianto importante questo, capace di tenere circa 4.000 persone, che come detto solitamente ospita la domenica le partite del campionato di Serie D Girone A, categoria in cui da diverse stagioni la Sanremese, a cui la Sanremese prende parte da diverse stagioni. Torniamo al campo dove ci sta provando Trento, ricama dalla corsia di sinistra con questa rimessa laterale, un'irregolarità però nella battuta ravvisata dal direttore di gara, e allora tutto vano, si riparte con una rimessa laterale ma in favore del Veneto, con Luboia che deve correggere il punto di battuta. Belluco prova a scappare via, Fioriello riesce a rimettere ordine per i suoi. De Rosa torna dal 10. Ancora il capitano tra le linee, tentativo di movimento di Bagozzi, capisce tutta la difesa del Veneto. Soriente dà respiro alla manovra aprendo dove si muove Merlo, cerca di accentrarsi il 17, anche una giocata di fino con la suola, poi Esposito di prima intenzione. De Rosa può organizzare lui la manovra per i suoi, pallone che va a colpire Mazzoni. Trento che prova a prendersi così qualche metro, batterà proprio sotto la nostra postazione con il numero 13 Amatai. Diaz, servito il numero 9, va a proteggere su Rasuani, cavalca fino sul fondo, prova a guadagnare qualcosa Raul Diaz, col tacco tiene vivo il pallone, a quel punto però non ci sono compagni in area. Conci, controllo, conclusione forte con il pallone che si abbassa, non ci sono state deviazioni, squillo del Trento al minuto 21. Partita vibrante subito, lo vedete, andiamo da una parte all'altra del campo, velocemente, non c'è tempo neanche di ragionare e descrivere troppo le azioni, perché queste due squadre danno subito ritmo e intensità. Attenzione alla corsa di Soriente, costretto all'uscita fuori dall'area di rigore Bortola Meotti. E adesso alimenta l'azione il Veneto con Luboia, che deve prendere un po' di campo nel settore centrale, andare da un terzino all'altro da Mazzoni. De Giorgio, pescato in posizione di possibile 1 contro 1, prova a mettere il duello sul piano della velocità, costretto poi a fermare ma riesce ad andarsene via in dribbling. Bella giocata da parte del 7 Veneto e si ripartirà con un calcio di punizione da zona molto interessante, perché da lì si può cercare ovviamente di pescare i saltatori in area di rigore, ma anche di immaginare una conclusione tagliata verso la porta. E allora, se da una parte abbiamo visto che Fioriello è il battitore solito per Trento, anche in questo caso per quanto riguarda il Veneto c'è un battitore scelto in tutti i piazzati. Si tratta del numero 20 Samuele Soriente,
che abbiamo già apprezzato come calciatore di corner in questo primo tempo, adesso lo vediamo all'opera anche da calcio di punizione. 7 maglie blu dentro l'area di rigore, pallone che spiove sul secondo palo a cercare deviazioni, il tocco era stato di Belluco, carambola che fa sì che il Veneto guadagni il suo quarto corner di questo primo tempo. Ovviamente Rasuani e Martini sul secondo palo, ma ci sono anche Belluco, De Isvaldi, De Giorgio, è pronto a muoversi sul primo palo anche Riccardo Merlo. Rimane fuori invece Esposito. Battuta che arriva adesso a cercare la deviazione di Belluco in rovesciata, flipper impazzito, Martini non riesce a calciare, una deviazione. E adesso coinvolto De Giorgio che da lì si accontenta saggiamente del calcio d'angolo, ufficializzato adesso anche dal direttore di gara. Sono 23 minuti che corrono sul cronometro, allora qualcosa meno di 7 minuti più eventuale recupero alla conclusione di questo primo tempo fra Trento e Veneto. Finale terzo-quarto posto del trofeo nazionale Coppa delle Alpi. Bortolameotti chiama il pallone, presa un po' incerta, in qualche modo però efficace per rilanciare la minaccia, e poi fallo da parte di Merlo. Calcio di punizione andato a franare su Amatai. Ora Bagozzi gioca di prima, forse in maniera un po' frenetica, poteva ragionare un po' di più il numero 4. Soriente ha pensato anche al tiro da distanza siderale per un momento, poi ha preferito aspettare. Rasuani, tentativo di apertura da parte di Belluco, adesso trova indisturbato De Giorgio, solito 1 contro 1, duello questa volta vinto bene da Amatai. Poi con caparbietà, con forza si riprende il pallone De Giorgio. Soriente, sponda all'indietro, ha capito tutto Diaz, che prova anche a rilanciare. Centravanti della Benacense sta ben figurando in questa prima frazione, tanto lavoro soprattutto funzionale ai movimenti della squadra per fare salire i compagni, tanto lavoro di raccordo fra centrocampo e attacco, così come lo fa dall'altra parte De Isvaldi. Ottimo il tocco, De Giorgio, tocco con l'esterno ancora per Lotto, e proprio Diaz in ripiegamento difensivo si prende il pallone. Adesso un po' di confusione, servono le geometrie di Esposito per aprire in direzione di Luboia. Adesso Trento tutto raccolto negli ultimi 35 metri, prova a impostare l'azione il Veneto. Martini con il lancio, controlla col petto De Giorgio, lo aspetta lì Amatai. Rasuani. Chiedono calma dalle due panchine, lo avevamo sottolineato, ogni tanto in questi ultimi minuti qualche giocata un po' frenetica nella gestione del pallone. Infatti prova ad eseguire subito il Veneto con il lancio da parte di Luboia. Martini ha 2 tocchi in direzione di Merlo. Gamberoni prova a tenerlo lì, scappa via bene Merlo, che poi vuole andarsene con un destro-sinistro, arriva sul fondo, posizione di cross, bella azione di Merlo, pallone che taglia tutta l'area di rigore, Amatai lo mette via. Cordioli rischia qualcosa sulla pressione di Diaz, che è andato vicino all'intercetto del pallone. Mazzoni. De Isvaldi va al duello con Conci, vince il tocco, attenzione a Belluco, ancora De Isvaldi, prova a presentarsi in area di rigore, De Isvaldi calcia sul secondo palo, ma c'era posizione di fuorigioco da parte di Gabriel Belluco, che era stato servito da De Isvaldi al limite dell'area di rigore. Si era mosso in anticipo di qualche secondo sulla linea difensiva trentina. Pescato in offside il numero 3. E allora è arrivato il fischio da parte del direttore di gara Angelo Della Monica, coadiuvato dai 2 assistenti Mohamed Ben Kacem e Tiziano Sestili. Murara preferisce scambiare con il suo portiere. Adesso si ritrova un pallone buono per
costruire l'azione dalle retrovie. Va giù Amatai, ma l'ultimo tocco è il suo. Può battere Andrea Mazzoni in maglia numero 15, a lunga gittata questa rimessa laterale. Belluco si dà un'occhiata intorno per capire il posizionamento degli avversari e poi tiene vivo questo pallone. Attenzione al 3. Tocco all'indietro, Soriente cerca di gestire in maniera oculata, passaggio che va a intercettare però Della Monica e allora da regolamento, pallone scodellato dal direttore di gara che ritorna in possesso della squadra che lo stava gestendo. Esposito, De Giorgio, tunnel ai danni di Oxa, poi si ferma ed è una scelta saggia, non commette fallo. Diaz va a fare a sportellate con Rasuani, duello fisico vinto dal capitano veneto. Poi qui Luboia mette fuori il pallone perché è rimasto acciaccato dal contatto precedente De Giorgio. Si è ripreso De Giorgio, allora si può ricominciare in uno degli ultimi possessi di questa prima frazione, manca infatti 1 minuto e mezzo al 30°, poi solamente eventuale recupero per questa prima frazione di terzo quarto posto finale, la prima delle 2 finali che vedremo questa mattina al Comunale. Come detto, partita molto godibile fra le 2 squadre, sono mancati solamente i gol, Veneto che ha colpito una traversa con Rasuani e Trento che ha provato a farsi vedere dal canto suo, soprattutto nella qualità da calcio di punizione di Fioriello. Mentre qui Belluco controlla e va all'apertura panoramica che trova indisturbato De Giorgio, 1 contro 1 del numero 7 che passa. De Giorgio calcia forte, Bortola Meotti para. Murara può dare un'occhiata in avanti, si avvicina Diaz, pallone forte, difficile da governare per il 9 trentino che qui si era presentato con un giusto posizionamento fra i 2 centrali avversari, non ha trovato però l'impatto col pallone. Bagozzi, un preziosismo per liberarsi sulla tre quarti campo, accompagnato all'uscita da Rasuani. Luboia, cercato dei Svaldi, l'anticipo di Murara, attento il centrale in maglia numero 18. Fioriello prova ad accendersi con la sua qualità, qui il tocco è un po' sballato però in orizzontale e allora opportunità per il Veneto. Dei Svaldi fa sportellate con Murara, mantiene però il possesso del pallone, poi si stoppa col pallone sotto la suola, bella giocata. Soriente, apertura per Merlo che si era sbracciato. Ancora il 17, Merlo prova ad andarsene con la suola, grande giocata, sfugge via, posizione di cross, lo mette forte dentro per la deviazione da parte di Davide De Giorgio che mette dentro il gol che porta avanti il Veneto. 1-0 per la formazione in maglia blu, si sblocca proprio sul limite del primo tempo al 30° minuto. La finale terzo quarto posto, Veneto in vantaggio con la firma di De Giorgio. Eccolo inquadrato dalle riprese curate da Andrea Elisetti, giocatore che ha impresso il primo nome sul tabellino dei marcatori di questa finale terzo quarto posto. Lo avevamo detto, partita divertente ma non erano arrivate ancora le occasioni diciamo più lampanti per trovare il guizzo, il gol dell'1-0. Eccolo qui proprio al 30°, il gol che porta avanti il Veneto. E allora adesso Trento che deve provare a reagire, molto presumibilmente lo farà nella ripresa visto che si tratterà di una manciata di secondi in questo recupero prima di andare a riposarsi all'intervallo. Mattinata molto calda, queste giornate ormai estive, e allora è necessario dissetarsi, riposare e riordinare le idee in vista della ripresa. Veneto invece che vuole continuare ovviamente su questo momento positivo e continua a creare gioco con De Giorgio che va a una grande apertura. Belluco si è mosso bene, questa volta posizione regolare per il 3. Gamberoni arriva in anticipo su tutti, alza la testa, adesso va a scaricare in verticale, anticipato Diaz ma per sua fortuna c'è Bagozzi più vicino.
Eccolo qui, il pallone chiamato da Diaz. Difende il 9, vuole andare al cross, dentro si muove Fioriello, ma soprattutto chiude Luboia. Attenzione alla respinta con Bagozzi che non riesce a mettere giù. Si lotta anche dall'altra parte con Belluco, sempre coinvolto in questi palloni. Merlo chiede una traccia in profondità, De Isvaldi non può essere servito, preferisce ragionare Merlo, anche perché adesso ovviamente Veneto è forte di questa situazione di vantaggio appena trovato, può prendersi gli spazi giusti sul campo, lo fa con Mazzoni, affonda il tackle, De Rosa chiude in rimessa laterale. E allora uno degli ultimi possessi della prima frazione, con il Veneto che si è portato avanti con il gol del suo numero 7, Davide De Giorgio. Andato in crescendo in questo primo tempo De Giorgio, qui è stato lasciato un po' da solo da una difesa del Trento un po' sbilanciata in quella circostanza. Sul cross di Merlo da un esterno all'altro ha inventato il 17 e è andato a chiudere il 7 sul secondo palo. Luboia velocissimo si presenta in zona di cross, pallone corto, Belluco, controllo, conclusione, pallone che sfila fuori di pochi centimetri. Vicino al 2-0 il Veneto che, come vi dicevo, adesso inevitabilmente vola sulle ali dell'entusiasmo. Vorrebbe che questo primo tempo non finisse mai. Fase positiva della gara per i ragazzi in maglia blu. E adesso Murara può andare a imbastire l'azione dalle retrovie. Oxa cerca di guadagnare qualcosa, la rimessa laterale però è in favore del Veneto. Chiede spiegazioni il 14 trentino. Belluco si gira dalla parte giusta. Ottimo momento della gara anche per Gabriel Belluco. Sempre molto vivace, palla al piede, riesce a trovare il modo di penetrare nella difesa avversaria. E come detto è andato vicino all'appuntamento col gol nella prima parte del primo tempo. Conclusione sul primo palo, parata bene da Bortolameotti. Si distende Trento con Amatai che verticalizza, pallone fuori misura, irraggiungibile anche per un velocista come Oxa. Soriente, giocata volante che trova indisturbato De Isvaldi. Adesso va a prenderlo Murara, De Isvaldi, protezione del pallone, piede perno e si gira al numero 8. Rasuani arriva in anticipo su tutti, lancia via il pallone, facile preda di Conci dall'altra parte. Diaz, ancora una volta ad accelerare e correre in verticale, lavoro da sbrigare per entrambi i centrali del Veneto. Bagozzi prova a sterzare, anche a imbucare, ha capito tutto Luboia. Martini gioca in avanti, l'anticipo di Murara. Rasuani, anche in questo caso con autorevolezza, va a suonare la carica per i suoi, chiude in rimessa laterale. De Giorgio, posizione bassa per il giocatore che ha impresso il suo nome sul gol dell'1-0, finisce qui nel frattempo il primo tempo tra Trento e Veneto, 1-0 in favore della formazione veneta con il gol di De Giorgio al 31esimo minuto. E allora noi ci prendiamo un quarto d'ora di pausa e ci ritroviamo qui in diretta dal Comunale di Sanremo per i secondi 35 minuti della finale terzo-quarto posto della Coppa Nazionale, del Trofeo Nazionale Coppa delle Alpi.
Rieccoci collegati in diretta dal Comunale di Sanremo, manca pochissimo al secondo tempo della finale terzo-quarto posto fra Trento e Veneto. Le due formazioni nel frattempo hanno cambiato diversi interpreti, fatto diverse sostituzioni e adesso andremo a rendervene conto in maniera più dettagliata nel corso della gara. Tante sostituzioni da una parte e dall'altra. Nel frattempo vi faccio una doverosa osservazione per quanto riguarda il minutaggio, visto il grande caldo e le tempistiche tra la prima e la seconda gara delle finali di questo trofeo nazionale Coppa delle Alpi. Si tratterà di tempi da 35 minuti, quindi vedete in sovrimpressione il cronometro che terminerà a 65 e non ci saranno supplementari ma calcio di rigore, scelta che è stata fatta in corso d'opera questa mattina per favorire anche, diciamo, la giocabilità delle gare senza andare ad orari troppo caldi per le due formazioni. E quindi in questo momento Veneto, che sta conducendo con il gol di De Giorgio per 1-0 in questo match, in caso di pareggio al termine di questi 70 minuti dunque si tratterà direttamente di calci di rigore, non più supplementari. Soriente, che tiene sempre la sua posizione, tiene le redini del centrocampo veneto, mentre Trento prova subito a ripartire con Diaz. Tocco all'indietro per la sponda verso Bernardello. De Rosa, tocco largo, Murara deve orientare il gioco all'indietro perché c'è la pressione di due giocatori del Veneto su di lui. Impostazione da parte di Paris, che prova a verticalizzare l'anticipo netto su Diaz. Prova a distendersi il Veneto, attenzione alla corsa da parte di Thomas Adami, che prova a presentarsi in area di rigore, mantiene comunque il possesso. Tocco in direzione di Thomas Bernardello, prova subito ad accendersi il 4, neo entrato, pallone un po' lungo per Soriente. Conci imposta, scarica corto in direzione di Bagozzi, che prova a chiudere l'1-2. Ha capito tutto il numero 11 veneto Francesco Gava. Adesso Boseggia è al centro della difesa al fianco di Rasuani, quindi fuori Martini. Luboia mantiene la sua posizione di terzino destro e adesso può andare a gestire il pallone. In mezzo al campo è uscito Esposito e, come vedete, al fianco di Soriente si è piazzato il numero 11 Francesco Gava. Poi spazio per Pascoletti nel ruolo di terzino sinistro e adesso è lui che sta provando a salire, palla al piede, mentre nei pressi rimane Merlo, che ha fatto un grande primo tempo e ha confezionato l'assist per il gol di De Giorgio. E come detto, Veneto che poi è andato a rifarsi il look anche tra corsie laterali e attacco, perché è entrato Adami come esterno alto a destra. Poi in attacco spazio per il numero 4 Thomas Bernardello e per il numero 6 Santiago Dalla Valentina. Insomma, totalmente rifondato il duo d'attacco con la squadra veneta, che era partita con Deisvaldi e Belluco. Buono il loro primo tempo, di grande dispendio anche energetico e fisico per tenere botta sui difensori avversari. Forze fresche scelte dall'allenatore Loris Parise, ma il Trento che deve cercare di reagire e di portarsi sull'1-1. Insomma, ci sono ancora tante necessità, ambizioni in ballo da una parte e dall'altra. Tocco troppo lungo per Dalla Valentina. Conci viene incontro al pallone e lo gestisce con la consueta calma. Qui il tocco però è un po' lungo per De Rosa, che poi va a lottare, si riprende il pallone con forza. Soriente non molla. Serie di duelli anche individuali adesso, grande agonismo in mezzo al campo a fare capire quanto ci tengano queste due squadre a fare bene, a mettere le mani sul prestigioso terzo posto, l'ideale medaglia di bronzo al termine di questo percorso che, come detto, è cominciato nella giornata del 29 di maggio, venerdì, e che ha portato queste due squadre a accumulare 4 punti nei rispettivi gironi. Percorso peraltro speculare per queste due squadre. Entrambe sono state capaci di accumulare una vittoria, un pareggio e una sconfitta nel loro percorso durante i gironi, con 4 punti totalizzati
che ha permesso loro di volare a questa fase successiva, la finale per il terzo quarto posto. In particolare differenza reti del Trento in parità, segnato e subito 3 reti dopo l'1-1 con la Sardegna all'esordio. È arrivata una sconfitta per 1-0 contro Bolzano e poi vittoria ieri per 2-1 contro la Lombardia, che ha permesso alla squadra trentina di volare in finale terzo quarto posto. Per quanto riguarda invece il Veneto, come detto, sempre 4 punti, ma 5 gol fatti e 5 subiti. Mentre qui nel frattempo c'è un'accelerazione, tentativo di cross da parte del numero 6 Marco Caveden. Ci sono deviazioni sul suo cross, soprattutto ce n'è una da parte di Alessandro Pascoletti. E allora calcio d'angolo, anzi rimessa laterale in zona d'attacco alla fine per quanto riguarda Trento. Cross morbido, letto bene dal numero 1 Samuele Cordioli. Dicevamo, per quanto riguarda il Veneto, è partita forte invece squadra di Parise con la vittoria contro il Piemonte Valle d'Aosta, poi 2-2 con i padroni di casa della Liguria, sconfitta per 3-2 contro il Friuli, che non ha intaccato però il percorso del Veneto per arrivare a questa finale terzo quarto posto del trofeo nazionale Coppa delle Alpi, primo Memorial Antonio Sonno. Qui nel frattempo si è distesa la squadra ospite, ha guadagnato un calcio d'angolo e adesso c'è l'opportunità per portare su diversi saltatori. Arriva Rasuani che ha scoccato una traversa nel corso del primo tempo, ci sono già Adami e Bernardello al centro dell'area da rigore, così come Dalla Valentina appostato al limite. Pronto anche Gioele Boseggia, tanto traffico, il pallone invece lo colpisce un giocatore di Trento che riesce a mettere via, ma sulla seconda palla alimenta ancora Ndimeka, che ha preso la posizione di Merlo come esterno alto a sinistra al posto di De Giorgio. Dalla Valentina tiene vivo questo pallone, adesso deve scrutare l'orizzonte per trovare compagni, va mettendosi in proprio, entra in area di rigore, bello anche l'1-2 con Bernardello. Non si chiude però questa trama. Siamo già dall'altra parte con la ripartenza immediata di Trento. Caveden surplus per aspettare l'arrivo dei compagni. Diaz offre un supporto, perde l'equilibrio, non il pallone. Ancora Raul Diaz, va giù, cerca un fallo che non c'è, ma Caveden può avere il pallone dell'1-1 e non se lo fa ripetere 2 volte. Caveden rimette tutto in parità, il pareggio di Trento, l'esultanza sotto la nostra postazione per il numero 6 di Trento, che è entrato in campo e con personalità ha messo la sua sigla, il suo marchio sull'1-1. 8 minuti sul cronometro in questa ripresa, Trento che rimette tutto in equilibrio e allora spettacolo al massimo livello al Comunale, perché come vi dicevo, a mettere ancora più pepe su questa gara c'è il fatto che non ci saranno 20 minuti potenziali in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, non più supplementari ma direttamente eventuali calci di rigore, ma prima c'è ancora tantissimo tempo e soprattutto c'è da approfondire le sostituzioni che avvengono adesso. La prima la fa il Veneto, che ha dovuto fronteggiare questo colpo. Fuori Luboia, dentro con la maglia numero 9 Mihail Donadi. E allora totalmente rifondata la squadra, tutti in campo, spazio per tutti in casa Veneto. E adesso girandola di cambi anche per quanto riguarda Trento, esce Diaz e dentro diversi giocatori. Maglia numero 3 Alessandro Avanzo, maglia numero 2 per Pelal Abushewil, poi maglia numero 16 in mezzo al campo Leonardo Matteotti, casacca numero 20 invece per Gabriel Mattia Rosa, che prende la posizione di terzino mancino. Insomma, adesso col passare dei minuti andremo a delineare anche con maggiore chiarezza la nuova disposizione per quanto riguarda Trento, se ci sarà una nuova disposizione o se cambieranno invece solamente gli interpreti, e in modo sostanziale però sullo scacchiere la squadra trentina rimarrà così.
Eccolo qui, il primo pallone della sfida di Rosa che riesce a imbucare bene. Movimento da parte di Matteotti, verticalizzazione, si muove in anticipo su tutti Gioele Boseggia che riesce ad arginare questa avanzata da parte della squadra in maglia blu. Rimessa laterale guadagnata da Trento che adesso prende coraggio in questi minuti dopo aver trovato il gol dell'1-1 con Marco Caveden. E come potete sentire in sottofondo si alza anche il volume dei sostenitori presenti al comunale. Cross di Rosa, dentro a cercare una deviazione ancora di Caveden che è entrato veramente on fire in questo secondo tempo dalla panchina con voglia di incidere, di spaccare questa partita e lo sta facendo visto che ha già segnato il gol dell'1-1. Occhio dall'altra parte, dalla Valentina con la sua velocità, chiuso De Rosa a Bouchewil. Adesso squadre un po' sfilacciate, tanto spazio in mezzo ma soprattutto è rimasto giù Caveden. Viene pescato adesso dalle riprese curate da Andrea Elisetti. Si è rialzato il marcatore della squadra trentina che ha segnato qualche minuto fa. Tutto ok, staff medico al lavoro per risistemare le condizioni del centrocampista di Trento. Pronto a rientrare Caveden, pronto e ristabilito per portare avanti questa gara. Nel frattempo va avanti il Veneto col cross, la deviazione sotto porta da parte di Santiago Dalla Valentina che qui non riesce a inquadrare lo specchio. Corpo all'indietro, pallone che si alza sul suggerimento da parte di Thomas Bernardello. Si trovano bene il 4 e il 6 del Veneto, entrati insieme all'intervallo e già protagonisti di ottime trame in tandem, dato dimostrazione di ottima sintonia tra i due. Caveden, come sempre, se ne va in dribbling, davvero grande inizio di secondo tempo per il 6 di Trento. Tocco all'indietro da parte di Avanzo. Bortolameotti, ancora Alessandro Avanzo, alza la testa, trova Bouchewil. Non facile da amministrare questo pallone, lo addomestica in qualche modo a Bouchewil. Rasuani, momentaneamente in posizione di centrocampista centrale, fa valere tutte le sue doti fisiche. Grande anticipo da parte di Federico Paris che strappa gli applausi della sua panchina, mentre c'è un giocatore giù in casa Trento. E infatti adesso Paris provvede a mettere fuori il pallone. 13 minuti se ne sono andati in questa ripresa, in questo primo Memorial Antonio Sonno, competizione questa di grande prestigio, capace di unire la valorizzazione dei talenti under 14 dei comitati regionali di diverse regioni italiane con il ricordo di una figura storica del calcio dilettantistico ligure e nazionale, nativo di Torgiano in provincia di Perugia, ma vissuto per molti anni nel territorio sanremese. Comincia come arbitro, entra in federazione nel 1985 come presidente del comitato provinciale di Imperia e poi arriva a guidare il comitato regionale ligure nel novembre 2004, lo farà fino al 2016 e allora nel decennale della sua scomparsa il presidente Giulio Ivaldi ha voluto istituire questa competizione in ricordo di questa grande figura del calcio ligure e nazionale a livello giovanile. Rasuani limita come può, Caveden riesce quantomeno a concedere solo una rimessa laterale e allora sale per andarla a battere Tommaso Migotto, un altro volto nuovo in casa trentina. A Bouchewil, scavalcato dalla traiettoria, De Rosa può alimentare questa azione, pallone ribadito dentro, occhio a questa deviazione che può diventare buona per Caveden, ci mette la testa in anticipo il numero 19 Osama Rasuani, puntuale in chiusura il capitano del Veneto. Boseggia ha allargato in direzione di Donadi, centralmente Gava,
Taglia il campo in orizzontale dove si muove Alessandro Pascoletti. Adesso Trento in fase di attesa, lo vedete, con Abushewil e Bortolotti in zona avanzata. Un po' di stanchezza ovviamente, come abbiamo accennato anche nel corso del primo tempo. Anche il grande caldo contribuisce con il passare dei minuti a togliere un po' di lucidità alle due squadre. È necessario portare freschezza da una parte e dall'altra. Lo hanno fatto i due commissari tecnici, mettendo diversi giocatori, praticamente hanno dato fondo a tutte le proprie risorse dalla panchina, da una parte e dall'altra. Necessario dare nuova linfa per concludere al meglio questa gara, di cui abbiamo oltrepassato il quarto d'ora della ripresa. E c'è una situazione di equilibrio fra Trento e Veneto, con gli ospiti che si erano portati in avanti al minuto 31 del primo tempo. La rete di De Giorgio che aveva portato avanti i ragazzi di Parise. Poi il pareggio in apertura di ripresa con il gol di Caveden per il Trento. Prova a distendersi il Veneto con la salita di Mihail Donadi, che vuole presentarsi in zona di cross, lo fa partire, bello sul secondo palo, pallone che scavalca tutti ma non Meca, contro cross, pallone messo via. Gava sulla seconda palla arriva prima di tutti, ancora Meca, sterzata, gioco di gambe, scarico corto per il movimento da parte di Pascoletti che calcia, pallone che si spegne sul fondo. Rosa prova a oltrepassare in qualche modo il diretto avversario, si tratta di Adami, non ci riesce. Attenzione all'incursione provata da Soriente, un po' di confusione adesso, flipper al limite dell'area di rigore di Trento. Gava, apertura per Meca, controllo pulito da parte del numero 16 che arriva sul fondo, mette il cross, attenzione a questa svirgolata da parte di Paris che però è efficace quantomeno ad alzare sopra la traversa, calcio d'angolo per il Veneto che adesso a testa bassa cerca di riportarsi in avanti. Meca in battuta, pallone tagliato al centro dell'area di rigore, ancora a mettere via la difesa di Trento. Riparte Abushewil che deve decidere a chi scaricare il pallone perché è un po' isolato, adesso lo fa in direzione di Caveden, anticipo netto però da parte di Boseggia. Rasuani, coinvolto anche il capitano adesso in questa produzione offensiva, scava il pallone e mette via Paris. Rispedita al mittente questa minaccia da parte del Veneto e adesso c'è tanto spazio dall'altra parte, quindi seguiamo insieme la corsa di Matteo Bortolotti che si presenta sul pallone, linea di fondo per Bortolotti che vuole sgusciare via, il campo finisce, non ci sono deviazioni, Veneto che ripartirà con una rimessa dal fondo. Gava chiede e ottiene il pallone, mentre nel frattempo vedete sullo sfondo, dietro la porta alla nostra sinistra, si affrettano le operazioni di riscaldamento delle due squadre che daranno vita alla finale primo-secondo posto, ovvero Bolzano e Friuli Venezia Giulia. Mentre Abushewil va a manovrare questo pallone, attende il supporto di De Rosa. Si muove Bortolotti che si accentra, largo Rosa, preferisce ricamare centralmente Trento, ma poi la strada è ostruita. Meca alza la testa, guarda i movimenti di Dalla Valentina e soprattutto di Bernardello, che qui prova a impensierire Bortolameotti, non ci riesce. Rosa, fronteggiato da Thomas Adami, che si prende il pallone, attenzione a questi spazi che si liberano per Bernardello, linea di fondo. Bernardello può pensare al cross verso Adami, deviazione di Dalla Valentina, gol del 2-1 del Veneto con Santiago Dalla Valentina, 2-1 per la squadra azzurra, si riporta avanti la banda guidata da Loris Parise.
al minuto 19 di questa ripresa rimette la freccia al Veneto, è 2-1 al Comunale. Qui ottimo gioco a 3 per il Veneto, il recupero alto del pallone da parte di Adami che poi si è presentato dentro l'area di rigore, il movimento sul filo del fuorigioco da parte di Bernardello che qui, pur essendo un centravanti, ha fatto un ottimo lavoro da assist man, da rifinitore, cross basso, è arrivata la deviazione prima di Adami e poi di Dalla Valentina a correggere definitivamente in porta. Gol che in questo momento sta riportando il Veneto al terzo posto del trofeo nazionale Coppa delle Alpi. Boseggia sorveglia e attende l'uscita del proprio portiere Samuele Cordioli, che in questo secondo tempo ha subito il gol di Caveden ma non è stato poi coinvolto in particolari interventi. Adesso chiama tutti a salire. Partita nella partita anche dal punto di vista emotivo adesso, con Trento che era riuscito a riaggrapparsi al pareggio e deve rifare tutto, e il Veneto invece che dopo aver incassato, assorbito il colpo del ritorno in gara di Trento, prova ad andare sul 3-1 e lo fa con Bernardello che calcia forte, risponde con i piedi Bortolameotti. E qui lo avevamo detto, se prima è stato altruista e ha fatto un ottimo cross al centro dell'area di rigore, qui non se l'è fatto ripetere due volte, un po' di spazio dentro l'area di rigore, si è presentato al tiro Thomas Bernardello, ha trovato pronto a rispondere presente l'estremo difensore trentino. Cross di Meca, pallone tagliato sul primo, sbuca sul secondo palo, deviazione di Rasuani che calcia col sinistro, non riesce ad arrivare proprio Bernardello, che qui si era trovato sulla traiettoria di tiro. Veneto che ci sta provando per portarsi sul 3-1 e andare a chiudere virtualmente questa contesa. Trento che ci crede, adesso va nell'altra metà campo con la corsa di Migotto, atterrato in maniera regolare. Viene incontro a Bushewil. De Rosa pensa anche al tiro, poi alza la testa, vuole l'apertura in direzione di Matteo Bortolotti e deve inseguire questo pallone. Bortolotti scappa bene, arriva dentro, o meglio al limite dell'area di rigore, poi perde l'equilibrio proprio sulla linea bianca. Ancora si riprende il pallone Bortolotti che non scarica, va giù, chiede anche un fallo, non c'è nulla secondo Dalla Monica. Allora può continuare a giocare Trento, ma qui c'è un ottimo scippo da parte di Soriente che aziona la corsa da parte di Bernardello. Cross ancora per Soriente, il controllo col mancino, se la sposta sul destro il 20, a quel punto c'è l'ottima chiusura su di lui. Parte del numero 3 trentino Avanzo. E adesso sono saltati un po' gli schemi, ovviamente squadre molto più sfilacciate, c'è tanto spazio soprattutto nel pacchetto centrale del campo. Donadi verticalizza, Bernardello si gira dalla parte giusta, poi non filtra ma si ritrova lì il pallone, ancora Bernardello, alla fine Paris in qualche modo, sempre Bernardello 3 volte a riprendersi il pallone, poi il pallone che filtra, conclusione forte di Dalla Valentina che qui ha fatto le prove generali di doppietta. È stata anche un'ammonizione da capire all'indirizzo di chi, ha sentito qualche parola di troppo il direttore di gara, qualcosa che non gli è piaciuto, perché nei pressi c'erano Migotto e De Rosa in casa Trento e ovviamente Dalla Valentina in casa Veneto, che poi si è presentato al tiro con molta probabilità, giallo che deve essere stato per Migotto, posizione di esterno a destra in questo secondo tempo. Il rilancio da parte di Bortolameotti, Abushewil controlla come può, poi prova a difendere, Caveden fa il massimo lì sul tocco avversario da parte di Pascoletti. Abushewil prova a girarsi sul destro, chiusura
da parte della difesa azzurra, quando se ne sono andati praticamente 25 minuti di questa ripresa. Andremo insieme fino al 35esimo della ripresa. In caso di parità al termine dei 70 minuti previsti a livello regolamentare si andrà direttamente con i calci di rigore, e questa scansione delle tempistiche rimarrà uguale anche per la finale primo-secondo posto, alla quale vi rimandiamo in coda a questa gara non appena finirà Trento-Veneto, seconda diretta qui dallo stadio comunale di Sanremo, sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti, per questa finale prestigiosa del trofeo Coppa delle Alpi, per la prima volta torneo aperto alle selezioni Under 14. Rasuani con la punizione, controlla in due tempi Bortolameotti, che vuole ripartire velocemente perché ovviamente Trento non ha tempo da perdere, è sotto nel punteggio e si avvicina al minuto 70. Ripartenza da parte di Matteotti, che si districa nel traffico, poi Donadi all'indietro, Boseggia rilancia, scivolata decisa di Abushewil, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Tackle molto ruvido ma corretto da parte di Pelal Abushewil. Qui arrivano anche, viene anche redarguito dalla sua panchina per andare a chiedere scusa a Boseggia. Cenno d'intesa fra i due, sportività come deve essere per un torneo, come detto, che valorizza la condivisione, la voglia di stare insieme, la sportività. Queste squadre che hanno condiviso già 3 giornate di calcio insieme, fianco a fianco, da venerdì a domenica nel corso dei gironi. E adesso spazio per le finali, per l'atto conclusivo, per capire chi si attesterà al primo, secondo, terzo posto della classifica. Come detto, non si tratta degli unici impegni di giornata, ci sono anche in corso le gare che coinvolgono le 2 quarte classificate dei gironi e le 2 terze. Stanno giocando rispettivamente all'impianto De Vincenzi di Pietraligure e all'impianto Elena di Loano, per un torneo che ha utilizzato diversi ottimi impianti del Ponente Ligure, come detto, per garantire un livello di spettacolo ancora maggiore, a cui si affianca ovviamente il valore dell'innovazione di una prima edizione del torneo, quelli della tradizione dei grandi tornei giovanili organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti. Citazione non solo per il presidente Ivaldi ma anche per il vicepresidente del comitato regionale Ligure Giovanni Pampana, e per i delegati provinciali delle sezioni di Genova e Chiavari Claudio Bianchi e Roberto Gandini. Non riesce a sviluppare bene questo calcio d'angolo il Veneto, concessa una rimessa dal fondo a Trento, che può ripartire. Adesso fase leggermente meno ritmata della gara, mentre qui incomprensione tra Bortolameotti e Matteotti, che per fortuna di Trento non ha conseguenze. Poi grande ruleta proprio di Matteotti e c'è l'uscita, e come vi dicevo adesso c'è spazio sulla zona di rifinitura, sulla tre quarti. I centrocampisti di Trento hanno sempre la possibilità di ripartire. Qui però pallone impreciso. Vi dicevo, si denota qualche segno di stanchezza in questo finale di gara, ultimi minuti di questa finale terzo quarto posto, e ovviamente ritmi leggermente più bassi rispetto a una prima frazione che è stata combattuta colpo su colpo dalle due squadre. Qui Gava se la cava in maniera anche un po' fortunosa nello stretto, ma ne esce vincitore. Pascoletti, verticalizzazione per il movimento di Andy Meca, giocatore che milita nell'este. Poi qui non si chiude questa connessione ancora con il numero 16, che è entrato bene al posto di De Giorgio, trovato forse meno spazi però rispetto al giocatore che aveva siglato il primo gol di questa gara. Gava sradica il pallone, prova ad aprire in ampiezza dove si muove da questa parte Adami. Si impegna il 2, finisce il campo, non riesce a tenere in gioco questo pallone.
Donadi ci mette il mancino, raccoglie ancora Rosa, adesso attacco un po' sguarnito per Trento, la verticalizzazione di De Rosa infatti non trova compagni. Dalla Valentina, ottimo anche il suo contributo in questo secondo tempo, non solo il gol che in questo momento sta portando il Veneto al definitivo terzo posto, ma tante giocate funzionali utili per la sua squadra. Qui apertura fin troppo ambiziosa a cercare Meca. Trento che può provare a imbastire una controripartenza. Rasuani di testa, ha prese tutte quest'oggi il capitano del Veneto, milita nella Vittorio Veneto Falmec. Eccolo qui che manovra anche col destro e col sinistro, se la cava con maestria qui sulla pressione di Caveden. Gava all'indietro, va a coinvolgere Cordioli. Boseggia, si è definitivamente ripreso da quel contrasto precedente con Abushewil. Veneto che adesso si amplia sul campo, si prende tutti gli spazi a disposizione e fa girare il pallone per far passare anche i minuti in questa situazione di vantaggio. Dalla Valentina crede su questo lancio in profondità, tiene vivo il pallone, buono il tocco anche all'indietro. Adami può pensare al cross, rimpallato da Rosa. Bortolotti vuole tenere in campo il pallone, duello fra numeri 5 con Gioele Boseggia, classe 2012, come tutti i giocatori che hanno preso parte a questo torneo, che come detto vetrina importante per queste squadre, per mettere in mostra i propri talenti e soprattutto fare arricchire il proprio bagaglio di esperienze calcistiche per questi giovani calciatori che si confrontano e si affrontano con giocatori di altre regioni, soprattutto riescono a sperimentare valori fondamentali dello sport e del calcio giovanile, come detto, il rispetto degli avversari, il fair play, la condivisione. Hanno vissuto anche insieme in queste giornate da venerdì a oggi lunedì, questi ragazzi che oggi si trovano a disputare l'atto conclusivo del torneo. E la gara è agli sgoccioli, questa prima delle due gare previste al Comunale di Sanremo. Gava va alla gestione del pallone, deve tenere botta sull'arrivo di Abushewil, lo fa bene. E lì pallone non facile da gestire, perché ovviamente in caso di scippo da parte del numero 2 di Trento, la squadra bianca avrebbe avuto ottimi spazi. Invece è il Veneto che gioca con Dalla Valentina. Verticalizzazione, pallone troppo impegnativo per uno stremato Soriente che ha dato tantissimo, uno dei pochi che non è uscito dal campo per il Veneto. Come detto, le due squadre hanno dato fondo a tutte le proprie risorse dalla panchina, tutti subentrati i cambi disponibili, e non potrebbe essere altrimenti in ottica di valorizzazione e di premio per tutti i giocatori presenti, per chi magari ha giocato di più nelle scorse giornate e si è accomodato inizialmente in panchina, e per chi è stato premiato con una maglia da titolare. Giocano tutti oggi, è una festa per tutti, a prescindere dal risultato prettamente del campo, che è quello di cui vi parlavo qualche minuto fa, il terzo o quarto posto, che però non va a intaccare di una virgola il percorso di queste due squadre, che come detto nei propri gironi hanno fatto 4 punti, mentre qui Soriente prende il pallone, calcia, trova i guantoni di Lorenzo Bortolameotti. Abushewil fa un buon lavoro col controllo, il tocco in verticale, Caveden non ci può arrivare, cenno d'intesa comunque fra il 2 e il 6. E siamo nell'ultimo minuto regolamentare, poi scoccherà il 35esimo della ripresa, si ripartirà, si proseguirà, pardon, con un recupero da quantificare l'entità dell'extra time scelto dal direttore di gara.
Fallo ai danni di Donadi. Provato ad andare in scivolata Bortolotti, che stava inseguendo il numero 9. Tocco in ritardo, ineccepibile il fischio dell'arbitro e il calcio di punizione. Mentre vi ricordo fra poco l'appuntamento in coda a questa gara con l'altra finale, quella che metterà in palio il primo posto di questa prima edizione del Memorial Antonio Sonno. Vedrà coinvolta la rappresentativa di Bolzano contro quella friulana, al termine di un percorso che nei rispettivi gironi li ha viste stagliarsi in prima posizione. Ma prima seguiamo il calcio di punizione in favore del Veneto con Soriente, che conclude anche la sua partita calciando tutti i piazzati per i suoi. Calcia forte il 20, colpo di testa a mettere fuori da parte di De Rosa. A Bouchewil il controllo, prova a pizzicare con la punta del piede, lo chiude Boseggia. Vuole battere veloce a Bouchewil. Rosa cambia direzione, centralmente si propone Matteotti, sponda di prima, De Rosa verticalizza, un po' di confusione, Bortolotti con la sponda, arriva prima di tutti Rasuani. E poi Meca con un po' di spazio per impostare. Si infila in un vicolo cieco, lo aspetta lì Matteotti che avvia questa ripartenza per i suoi, colpito sulla schiena il compagno Bagozzi. E allora Veneto che può gestire con calma. Tocco dentro, Bernardello va ad alleggerire all'indietro. Dalla Valentina cerca ancora il 4. Vi avevo parlato in apertura di secondo tempo di questo ottimo link fra i due. Si cercano, si trovano spesso il 4 e il 6. Proprio l'assist del primo per il tocco del secondo è valso il 2-1 del Veneto, che in questo momento sta decidendo la gara. Soriente calcia verso la porta, qui stava per pescare un jolly dalla distanza il numero 20, che come detto ha speso tantissimo ma ha ancora energia in corpo per rubare il pallone e calciare da distanza notevole. Ha sorvegliato l'uscita del pallone Bortolomeotti. Adami, controllo a seguire sul rilancio avversario. Tentativo di colpo di tacco, 3 maglie bianche su di lui diventano troppe. Paris va al rilancio e finisce qui, non c'è più tempo, arrivano i 3 fischi del direttore di gara che sanciscono la conclusione di questo match. Finisce così con il Veneto che si prende il terzo posto in questo trofeo nazionale Coppa delle Alpi, 2-1 per la formazione di Loris Parise. Il gol nel primo tempo di De Giorgio e quello nella ripresa da parte di Santiago Dalla Valentina sono decisivi per superare Trento, che aveva pareggiato momentaneamente con i gol di Caveden. Abbiamo visto una bella partita, un grande spettacolo sportivo fra questi ragazzi. E allora adesso si chiude così con Trento al quarto posto, Veneto al terzo posto, questa prima finale al Comunale di Sanremo. Adesso appuntamento fra pochi minuti, ve lo ricordo, qui sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti per la finalissima, quella primo-secondo posto, che vedrà opporsi Bolzano e Friuli Venezia Giulia. E allora è tutto per questa prima finale da parte di Alessandro Torre e di Andrea Elisetti, che ha curato le riprese del match. Adesso premiazione in atto per le due squadre, probabilmente premiazione che avverrà prima della finale primo-secondo posto, contrariamente a quanto c'era stato inizialmente annunciato. E allora manteniamo ancora un po' il collegamento prima di lanciarci poi nella seconda diretta, quella che ci condurrà direttamente alla finalissima di cui vi parlavo. È stata una battaglia colpo su colpo, partita molto combattuta fra queste due squadre che hanno dimostrato i propri valori tecnico-tattici e agonistici. Infatti hanno dato prova assolutamente e conferma di quello che è stato il loro buon percorso durante i gironi. E ci hanno dato un saggio, insomma, dei motivi per i quali sono riusciti a presentarsi a questa finale dopo il secondo posto nei rispettivi gironi. Nel frattempo in campo per la premiazione non solo il presidente Ivaldi, ma anche il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, per procedere con la premiazione dei protagonisti in campo.
anche la terna arbitrale pronta ad essere premiata. Nel frattempo già pronti per la seconda partita i giocatori di Bolzano e Friuli. Allora adesso teniamo il collegamento ancora qualche minuto, andiamo a gustarci insieme la premiazione delle due formazioni. Da capire solamente i tempi tecnici tra una gara e l'altra. Già pronti i 22 interpreti che saranno i protagonisti della seconda finale, quella, come detto, che vedrà opporsi la rappresentativa di Bolzano e quella del friulana per la finale primo-secondo posto. Il Veneto si carica, esulta, celebra questo terzo posto. Nel frattempo premiata la terna arbitrale. Foto di rito per la terna arbitrale, che è stata condotta in questa prima gara da Angelo Della Monica, coadiuvato dai due assistenti Mohamed Ben Kacem e Tiziano Sestili. Riconoscimento per loro, ringraziamento da parte del presidente Abete. E adesso probabile foto innanzitutto dei vincitori di questa sfida, ovvero della rappresentativa veneta. E allora ecco il pasillo de honor, come direbbero gli spagnoli. Prima di tutto il rispetto degli avversari, dei giocatori battuti quest'oggi nell'ultima gara, ma con grande amicizia e fair play fuori dal campo. La squadra vincente si congratula con quella appena battuta. Il Veneto compone il corridoio d'onore per celebrare i propri avversari, i giocatori della rappresentativa trentina. Già medagliati tutti i giocatori in maglia bianca. Adesso il presidente regionale Ivaldi va ad affidare le medaglie agli allenatori, allo staff tecnico di Trento, con l'allenatore Riccardo Scarpa. E insomma è il momento delle foto di rito, degli abbracci, delle celebrazioni per la finale di questa prima gara. Sono già in campo i protagonisti della seconda sfida tra
Bolzano e Friuli Venezia Giulia. E adesso andranno a invertirsi i ruoli. Trento già premiato, Veneto in attesa della premiazione. Infatti vedete, va a comporsi il corridoio da parte dei giocatori trentini per congratularsi con gli avversari di giornata. Il Veneto, che è riuscito con le proprie qualità, il proprio talento, a mettere le mani sul terzo posto conclusivo di questo trofeo nazionale Coppa delle Alpi, prima edizione, Memorial Antonio Sonno. Non solo talento e qualità, ma soprattutto anche tanta determinazione, tanta grinta, perché questa partita ha visto il Veneto andare avanti 2 volte e fronteggiare anche un ritorno degli avversari che avevano acciuffato il pareggio in apertura di secondo tempo. Anche la profondità però delle scelte a disposizione del commissario tecnico Loris Parise ha permesso alla rappresentativa veneta di riportarsi avanti. Un gol decisivo siglato da Santiago Dalla Valentina. E allora adesso, ultimate le operazioni di premiazione anche per quanto riguarda il Veneto, vedremo se ci saranno foto di rito per concludere questa prima diretta riguardante Trento e Veneto, la finale terzo-quarto posto. Nel frattempo le 2 finaliste della seconda gara della mattinata, ovvero Bolzano e Friuli, stanno effettuando delle operazioni di riscaldamento, così come la terna arbitrale, con una grande probabilità, gara che potrebbe cominciare fra circa un quarto d'ora, 20 minuti, non appena le 2 squadre che hanno concluso la gara usciranno dal campo e verrà concluso il riscaldamento delle 2 finaliste. Siamo pronti a vivere un altro grande spettacolo calcistico con posta in palio ancora più alta. Ovviamente abbiamo parlato di quelli che sono i valori che fondano questo torneo, su cui si impernia questo torneo. Nel frattempo vedete il presidente Giancarlo Abete e il vicepresidente del comitato regionale ligure Giovanni Pampana procedere alla premiazione con il capitano del Veneto Osama Rasuani. Grande partita la sua, colpito una traversa e si è reso protagonista di ottime giocate dal punto di vista difensivo. Nel frattempo foto di rito in ricordo di questa esperienza al Memorial Antonio Sonno anche per Trento, che vedete puntualmente intercettato dalle riprese di Andrea Elisetti per la delegazione di giocatori, dirigenti e staff tecnico, che si è resa protagonista di questo cammino. Quarto posto, esce tra gli applausi la squadra trentina, applausi scroscianti che arrivano anche per il Veneto, che con targa, medaglie e tanti sorrisi, tanto entusiasmo va a scattare la foto che sancisce la conclusione di questo percorso. Terza posizione per la rappresentativa veneta, che ci ha fatto divertire e che è riuscita a mettere le mani sulla vittoria nel primo duello di mattinata. E chissà cosa ci aspetterà nel secondo confronto giornaliero, quello che in teoria dovrebbe vedere la contesa alzarsi ancora di più in termini di qualità in campo, perché le 2 squadre sono riuscite ad arrivare al primo posto dei 2 gironi, 7 punti Bolzano, mentre 6 punti per il Friuli. Allora adesso è tutto, concluse le premiazioni, e allora è tutto per la prima gara. Un saluto da parte di Alessandro Torre e Andrea Elisetti, che ha curato le riprese del match. Appuntamento fra pochissimo per tutti voi, sempre qui sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti, per la finale primo-secondo posto fra Bolzano e Friuli Venezia Giulia.